Un conto è la politica, un conto sono l'arte e la cultura. E ancora, un paese libero non deve avere paura o farsi problemi ad ospitare un'installazione artistica di un paese che non lo è. Sono le opinioni che in queste ore si stanno facendo largo a Venezia di fronte alle polemiche sulla partecipazione della Federazione russa alla prossima Biennale di arte contemporanea. Se a livello nazionale e internazionale la grande maggioranza delle nazioni europee e lo stesso governo italiano, per bocca del ministro alla cultura Giuli, ne stigmatizzano la presenza, a livello locale esponenti del mondo culturale veneziano, come i rettori delle due università cittadine, sono di diverso avviso. Secondo me non dobbiamo mai chiudere il mondo e chiuderci al mondo. C'è chi sostiene che la cultura è libertà, chi dice ma da un paese che non è libero non può arrivare una cultura libera. Ma proprio perché da noi è libera, noi dobbiamo dare l'esempio agli altri paesi e agli altri giovani. La nostra posizione come università noi accogliamo, tentiamo il dialogo, lavoriamo per il dialogo, noi, visto il mestiere che facciamo, costruiamo ponti. La Russia non partecipa ufficialmente alla Biennale di Venezia dal 2019. Il padiglione è chiuso al pubblico dal 2022, anno dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, anche se la rinuncia era arrivata dagli stessi artisti. All'epoca la posizione della fondazione verso la Russia era il rifiuto di ogni forma di collaborazione con chi avesse attuato o sostenesse un atto di aggressione di inaudita gravità. E all'Arsenale l'aiuto concreto all'allestimento dell'installazione di un'opera di artisti ucraini di condanna alla guerra. Noi siamo grati, noi siamo commossi con tutto il supporto degli italiani. Io ho tagliato tutti i miei legami professionali e legami privati con la Russia dopo 2014. Febbraio 2014 io ho tagliato tutto. Neanche io compro questa pasta per i denti che è prodotto in Russia, sapete? È finito perché c'è una guerra. Oggi la posizione della Biennale è che sono i paesi a chiedere autonomamente di partecipare con semplici comunicazioni qualora siano proprietari di un padiglione ai giardini e la Russia ne ha uno dal 1914. La Biennale prende atto della comunicazione e non impedisce a nessun paese di partecipare. Noi non siamo contro il popolo russo, noi siamo contro un'aggressione di uno Stato che secondo me è non democratico, ma non possiamo rispondere con la stessa logica, lo dico ai vari ministri che hanno firmato una lettera. Non è una questione politica questa, è una questione culturale. Noi dobbiamo tenere aperta la porta alla discussione perché la Biennale è proprio questa la democrazia, proprio la differenza tra uno Stato totalitario e uno Stato democratico, è proprio questa.